Incertezza lavorativa per il futuro dei 28 lavoratori dell'Italcementi di Porto Empedocle. Si è dedotto dall'incontro avuto ieri in Sicindustria tra i vertici di Italcementi, Fillea Filca e Feneal e l'RSU. Presente anche il sindacalista CGIL Vito Baglio. L'azienda ha prospettato un percorso di cassa integrazione, di possibili trasferimenti di alcune figure professionali al nord e la chiusura dello stabilimento di Porto Empedocle, esauriti gli ammortizzatori sociali. Si va smantellando uno a uno i siti industriali della Sicilia. Siamo quasi alla fine dell'industria siciliana. Dopo Termini Imerese e Gela, anche Porto Empedocle cede il passo a un futuro incerto. Nella nota continua Baglio, i dati economici dell'azienda, da anni in negativo, ci rassegnano, a parte la pandemia, una profonda crisi del settore e una incapacità della classe politica regionale e territoriale di dare una soluzione alle problematiche in essere. Incapacità di spesa delle risorse disponibili, mancanza di progettualità sono le caratteristiche di questa classe dirigente che pensa ad altro. Cavilli burocratici sono pretesti per non dare risposte concrete e chiare a chi vuole investire e creare dei posti di lavoro. La riconversione industriale, afferma nella nota stampa il sindacalista della CGIL Vito Baglio, di questo sito, che sono 700 ettari tra cava e stabilimento, è un'opportunità per questo territorio. Le novità si colgono quando si presentano e ciò non è avvenuto per demerito di questa classe politica. Un appunto sicuramente va fatto all'azienda, come sottolineato nell'incontro, e a Sicindustria di Agrigento, la loro poca propensione a sollecitare con forza il governo della regione siciliana a sbloccare le risorse disponibili anche nell'interesse di queste aziende ed altre. Chiudere è più facile che contrastare questo assurdo epilogo. Lotteremo, conclude Baglio, ancora al fine di non smantellare, ma di riconvertire.